5 presidenti alla maggioranza, 1 all'opposizione, 5 vicepresidenti all'opposizione, 1 alla maggioranza. Con questo quadro speculare, il Consiglio regionale del Veneto ha eletto i vertici delle commissioni consiliari permanenti, passaggio fondamentale per il pieno funzionamento della macchina amministrativa. A Palazzo Ferrofini è stato un autentico tour de force, con le 6 commissioni riunite nell'arco di una mattina, spesso in contemporanea, in un clima che il presidente del Consiglio Zaia ha definito di collaborazione e di efficienza. La prima commissione, bilancio e programmazione regionale, sarà presieduta dall'ex vice sindaco leghista di Venezia Andrea Tomaello del gruppo Stefani Presidente. Qui si gioca una partita fondamentale perché la regione è in bilancio provvisorio. C'è tempo fino ad aprile per approvare il bilancio, però insomma dovremmo correre perché il tempo non è mai abbastanza. La discussione insomma tra tutte le forze politiche è abbastanza sostanziosa già adesso, ancora prima che il bilancio approdi in Consiglio, ma insomma speriamo che dialogando, parlando si possa fare un bel lavoro. Se Andrea Tomaello è un esordiente, la leghista Elisa De Berti presiederà nella seconda commissione diverse materie che ha trattato da assessore. Ho fatto l'assessore alle infrastrutture, trasporti e lavori pubblici per 10 anni. Come presidente della seconda commissione mi occuperò di infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ma non solo, perché comunque avrò anche l'ambiente, la difesa del suolo, ci sarà tutta la parte dell'urbanistica e anche la parte dell'energia. Una nuova esperienza. Stesso discorso per Roberto Marcato, presidente della terza commissione, agricoltura, pesca e soprattutto economia, in un anno in cui, secondo l'ufficio studi della CGA, il Veneto perderà il primato di locomotiva economica italiana. Non è che perché un anno un'altra regione fa lo 0, più del Veneto si può parlare di cataclisma economico. Non è assolutamente così. Per tanti anni noi siamo stati lo 0, in più di altre regioni, adesso siamo lo 0, in meno, ma continuiamo ad essere lì. Per la maggioranza completano il quadro Manuela Lanzarin, presidente della quinta commissione, politiche sociosanitarie, e unico non leghista Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport. A Giampaolo Trevisi del Partito Democratico Veneto, infine, la quarta commissione, valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità. Quello che ho detto a tutti è che credo che su certi temi, soprattutto la legalità, promozione della legalità, dovrebbe esserci la massima trasversalità. Non è una cosa di destra o di sinistra, ma è una cosa che riguarda tutti, e se dobbiamo lavorare per il bene del Consiglio regionale e di tutti i cittadini veneti dobbiamo impegnarci tutti allo stesso modo.